È un conto salato quello provocato dal maltempo che lunedì sera si è abbattuto su Venezia e isole. La grandine ha colpito pesantemente le colture, come segnala Coldiretti, radendo al suolo verdure e ammaccando frutta e cereali. Le colture sono state colpite, soprattutto quello a pieno campo, principalmente per quanto riguarda gli ortaggi di Sant'Erasmo, Vignole e Cavallino, e i danni sono anche alle strutture fisiche quali serre e altre strutture mobili che sono appunto a servizio delle nostre campagne e dei nostri agricoltori. La preoccupazione è anche per i prossimi giorni, con la previsione di altri temporali e rovesci di forte intensità. Noi non molliamo mai, siamo sempre tenaci, sappiamo che le annate agrarie ultimamente stanno andando molto male anche a causa di questi cambiamenti climatici imprevisti e da tanto non si registravano tutte queste ondate di maltempo susseguite prima da appunto siccità, poi da una pioggia intensa con delle inondazioni e quindi tutto un ritardo nelle semine e tutto quello che è anche la lavorazione, le varie lavorazioni che vengono fatte in pieno campo, oltre al trapianto delle piantine da orto che hanno subito un grosso ritardo e un grosso danno anche a livello commerciale. I nostri agricoltori sono tenaci, sicuramente non mollano di un millimetro, però effettivamente continuare a produrre in queste condizioni è sempre molto difficile. La natura non si comanda e quindi l'unica cosa che resta è quella di anche promuovere la cultura dell'assicurazione e soprattutto per assicurare il reddito e le culture e principalmente delle reti antigrandine piuttosto che di salvaguardia del territorio per quello che riguarda la gestione dell'acqua grazie anche ai nostri consorzi di bonifica.